A Siracusa la prima tappa del corso riservato agli insegnanti degli istituti alberghieri di tutta Italia in collaborazione con l'associazione Mangiare Bene e non solo, competenze e opportunità per un settore in continua evoluzione. Prima tappa del corso riservato agli insegnanti tecnopratici degli istituti alberghieri di tutta Italia, corso organizzato da Arfa Scuola, un'associazione riconosciuta dal MIUR, in collaborazione con l'associazione Mangiare Bene e non solo. Si parte da qua da Siracusa con questo corso di 20 ore, di cui 8 ore in presenza con esercitazioni tecnico-pratiche, quindi realizzazione di cappuccini certificati italiani, poi con la realizzazione anche delle tecniche del e del fripur. E le altre 6 ore sono in piattaforma, quindi direttamente collegandosi sulla piattaforma digitale dove troveranno tutto il materiale didattico, e altre 6 ore sono dedicate invece di apprendimento didattico sul campo con i propri alunni. Quindi in sostanza i docenti, una volta aver acquisito tutte le caratteristiche, tutte le competenze per realizzare dei cappuccini decorati, li devono mettere in pratica con i loro alunni, ma soprattutto anche dedicando parecchio tempo anche alla manutenzione e alla sanificazione delle attrezzature della caffetteria. È un corso tutto dedicato, ripeto, alla caffetteria base e latte art base, dove ci saranno anche delle demo per quanto riguarda le varie tipologie di estrazioni di caffè particolari, tipo ad esempio il sistema Siphon col Chemex, French Press e così via, sempre utilizzando delle monorigini e caffè di alta qualità. La formazione professionale diventa un agente di cambiamento in grado di migliorare la competenza dei docenti nel campo della latte art e della caffetteria, facendo leva su trainer d'eccezione. Qui a Siracusa abbiamo come collaboratore e trainer Giuseppe Fiorini, che è il campione italiano del 2016 di latte art, mentre nelle tappe che ci saranno il 21 aprile a Bologna, a Riolo precisamente, in provincia di Bologna, presso l'istituto alberghiero di Bologna, ci sarà la partecipazione di Andrea Antonelli, 5 volte campione italiano sempre della stessa categoria di latte art. Mentre il 24 si svolgerà in Lombardia, a Cremona precisamente, per i colleghi gli insegnanti tecnopratici degli istituti alberghieri della provincia di Milano e delle altre province lombarde, direttamente a Cremona presso la Street School di Andrea Antonelli. Pertanto altri colleghi che vogliono intraprendere questo corso e vogliono farlo presente negli altri istituti alberghieri di tutta Italia, basta fare richiesta all'Arfa Scuola o a Mangiare Bene e non solo per fare ulteriori tappe in tutta Italia. Già sono arrivate altre richieste e siamo in procinto di realizzare un calendario per tutto il prossimo anno scolastico.